Signore e signori, Serena Lasciantosa. Ciao! Ciao Marianna, ciao a tutti. Eccola qui col suo esilarante e bellissimo sorriso. Anche tu sei sorridente e solare. Sì, quanto tempo? Poi noi siamo casarecce, noi siamo mediterranei. Sì, Maronna, mi hai rubutato. Allora, Serena, cosa ci vuoi ascoltare oggi? Allora, oggi ho deciso ed ho scelto la canzone più orecchiabile del mio show, perché dopo ogni fine show noto che tutte le donne, tutte le mogli la dedicano ai mariti, ai propri mariti, ai propri uomini. Si intitola Baccalà. Baccalà. Sì, praticamente la storia di un uomo, sai quegli uomini che ostentano una volta il vestito nuovo e una volta l'orologio, la gente se ne accorge che vuole ostentare e allora ci pare in gol e quindi lo chiama, lo sfotte chiamandola Baccalà. Ecco, quindi questa canzone è dedicata a tutti i i baccalà che insomma vogliono strafare, ecco, Ovviamente è una canzone di Giulietta Sacco. Ecco, che davvero salutiamo con grande affetto. Una grandissima artista. Esatto. Allora, tesoro, io non vedo l'ora di ascoltarla, te lo voglio dire, però prima vogliamo anche fare dei saluti magari alle persone che ti seguono da anni, da sempre. Certo, allora innanzitutto ringrazio e saluto tutti coloro che mi hanno chiamato finora, perché sono tanti, specialmente saluto tutti i bambini perché non so, ma sono i fans più accaniti. Buono, i bambini sono il pubblico del domani, quindi Sì, benvenuti. praticamente su Facebook mi condividono le mamme i video, li fanno proprio loro col telefonino i video ai loro figli che guardano Serena Lasciantosa su YouTube, a Villa Cupido con la trasmissione dei Marigliano, dei fratelli Marigliano che saluto, e li inviano a me, mi fanno vedere i loro propri figli come si divertono, ridono. Vabbè che è uno spettacolo che riguarda un po' tutte le fasce d'età, anche gli adulti, anche soprattutto. Lo so bene, anche perché sono stata lì in qualche occasione, ecco perché ti ho anche presentata, diciamola tutta, e devo dire sei bravissima e molto coinvolgente, ecco. Senti, ma io so che tu hai una sorella in America, ecco, la vogliamo salutare, non si può mai sapere, se tramite streaming ci guarda, come si chiama? Bene che me l'hai ricordato, Dora, un bacione. Ciao Dora, dov'è che abita? A Filadelfia. Ah, lì va sempre in vacanza il mio salumiere, ma a Filadelfia. Basta, sto scherzando. Allora a questo punto ascoltiamo Serena Lasciantosa, ma non solo l'ascoltiamo, la guardiamo perché lei è fantastica anche nelle movenze, va bene? Per voi, per noi, per tutti, Serena Lasciantosa. Ciao. La 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 la. Sino bello giovane, ma tiene un difetto brutto assai. Quando ti metti un vestito nuovo, tu vuoi che tutta la gente ti guarda. E per chi sto fatto qua, mo ti chiamano baccalà. Quando passa tu, tutta la gente sente fa, sta passando baccalà, sta passando baccalà. Presa te non voglio camminare, questo fatto non mi va, siendo a me va qua. La 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 la. Ieri ti cattata l'orologio e in giro tu si chiude per quartiere. Con braccio sempre in mostra camminava, a tutto quanto l'hai fatto vedere. E poi dice come va, che mi chiamano baccalà. Quando passa tu, tutta la gente sente fa, sta passando baccalà, sta passando baccalà. Io ho preso te.